Buongiorno e ben ritrovati a Focus, lunedì 7 novembre, sono le 12 in punto, come sempre staremo insieme fino alle 13:30 per parlare di attualità, per collegarci con le varie località del nord-est da cui insomma vi racconteremo quello che sta accadendo. Abbiamo un po' anche idea di ripercorrere quello che è successo nel fine settimana ovviamente, quindi insomma un po' di compagnia che cercheremo di farvi fino alle 13:30, dicevo, voi fate pure come se non ci fossimo, ascoltateci, magari usateci come radio per un po', poi quando ci sono le notizie che vi interessano di più vi avvicinate magari al televisore, insomma, se potete stateci davanti alla TV, però insomma vi concediamo anche di fare qualcos'altro contemporaneamente. Mi permetto un po' di scherzare con voi e ovviamente insomma i fatti, dicevo, del fine settimana, ma anche quelli delle ultime ore, perché insomma è notizia proprio di questa mattina della visita del Ministro della Giustizia Carlo Nordio a Venezia. Infatti questa mattina Nordio è arrivato al Tribunale di Venezia per incontrare i vertici del Tribunale, per capire un po' la situazione degli uffici, degli avvocati e dei magistrati naturalmente. Insomma è una visita, penso una delle prime che il Ministro fa e che ovviamente fa a Venezia. Ci sono già delle notizie che arrivano da questo incontro, poi ve le do, vi segnalo però anche che a proposito di cronaca c'è un capannone industriale di 10.000 metri quadrati che è in fiamme in questo momento a Trissino, e quindi già dalla notte i pompieri sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di questo capannone, un'azienda che produce accessori metallici per mobilifici. Non ci sono feriti e questa è la cosa più importante, sono davvero tanti i pompieri impegnati in questo momento. È un fine settimana anche di strade, di traffico, purtroppo anche di incidenti. Nella settimana scorsa, dall'inizio dell'anno, sono 53 le vittime della strada nel nostro paese e le strade della Marca trevigiana sono tra le più diciamo purtroppo sulle cronache proprio per questi incidenti anche mortali. Allora facciamo un po' il riassunto con i controlli inevitabili delle forze dell'ordine. Dall'inizio dell'anno sono 53 le vittime della strada, incidenti provocati per la maggior parte da automobilisti con tassi alcolemici oltre i limiti o distratti dall'uso del cellulare. E intanto le strade della Marca, quelle considerate maggiormente a rischio, sono sorvegliate speciali, con controlli incrociati da parte delle forze dell'ordine, sanzioni raddoppiate e patenti ritirate. Solo nel mese di ottobre le pattuglie della Polizia Locale di Treviso hanno ritirato ben 10 patenti sia nei servizi notturni serali che durante i controlli diurni che sono iniziati da pochi giorni. Altra causa di incidenti, l'uso del cellulare alla guida. Se mettiamo in considerazione i dati rilevati nel 2021 al 2022, vediamo che c'è addirittura un raddoppio delle sanzioni per guida col cellulare. Nei primi 10 mesi del 2021 sono stati elevati 150 verbali, nel 2022 siamo già arrivati a 298 verbali, questo significa quasi un raddoppio delle sanzioni elevate. Il vero record, ha spiegato il comandante della Polizia Locale di Treviso Andrea Gallo, è stato registrato tra il 20 e il 21 di settembre, quando la pattuglia dei motociclisti ha rilevato in soli 2 giorni ben 18 violazioni. Controlli nel fine settimana anche da parte dei carabinieri contro l'abuso di alcol e droghe alla guida. 6 le patenti ritirate. Sono stati fermati numerosi automobilisti lungo la Ponte Bana in Viale della Repubblica, lungo via Sant'Angelo e Castelfranco Veneto, in via Staizza e via Re di Puglia. Un 32enne operaio, aggravato da pregiudizi di polizia, è stato sorpreso a bordo della sua autovettura non solo in evidente stato di alterazione psicofisica da assunzioni di alcolici, ma nascosta in macchina è stata trovata una spranga in acciaio lunga 50 centimetri. Fondamentale fare educazione stradale nelle scuole, come ribadisce il presidente della provincia Stefano Marcon. Abbiamo deciso di riprendere questo percorso perché l'emergenza ormai è diventata grave, è fuori controllo e quindi è più che mai necessario
riprendere a formare i ragazzi e far capire quali sono i pericoli che potenzialmente, rispetto ai quali possono incorrere alla guida di un mezzo, e anche insomma da pedoni piuttosto che da ciclisti. È fondamentale lavorare sulla consapevolezza e sulla cultura della sicurezza. Ecco allora quello che sta accadendo sulle strade del nord-est. Abbiamo visto questo punto della situazione soprattutto su Treviso, poi ci torniamo perché ci sono anche altri servizi che hanno preparato dalla nostra redazione di Treviso proprio su questo tema. Dicevo del ministro Nordio che è in visita al Tribunale di Venezia, ha detto: per la criticità legata ai trasferimenti dei magistrati e del personale in altre regioni, l'idea di un reclutamento a livello regionale potrebbe essere proficua per farli rimanere in sede. Vi sono difficoltà però che cercheremo di affrontare, difficoltà normative evidentemente, per riuscire a diciamo a portare a termine questa idea. E poi anche leggevo, poi ve lo dico meglio, ma che comunque Venezia è una sede disagiata, può essere considerata tale, cioè che comunque è difficile lavorare a Venezia per 1000 motivi per chi appunto lavora negli uffici del Tribunale. Andiamo a Padova. A Padova è in corso il restauro del Gattamelata, il monumento equestre che c'è davanti alla Basilica del Santo, nel sagrato della Basilica del Santo. Su questo capolavoro rinascimentale di Donatello interviene però Sgarbi, che è il sottosegretario alla cultura con delega al patrimonio artistico. Vittorio Sgarbi ha sempre idee anche particolari ma chiare, e insomma non vuole uno spostamento della statua che si era parlato di fare cioè mettere una copia per intanto nel periodo dei lavori di ristrutturazione. Insomma pare che non sia d'accordo. Sentiamo cosa dice. Questo spostamento non sa da fare. Rievoca una scena di manzoniana memoria la querela che Vittorio Sgarbi solleva sul monumento equestre al Gattamelata, capolavoro rinascimentale di Donatello. Sottosegretario alla cultura con delega al patrimonio artistico da pochi giorni, Sgarbi ha come sempre le idee chiare e le comunica in modo diretto alla delegazione pontificia, responsabile e custode del patrimonio artistico del Santo. Eh sì, perché l'ipotesi ripetuta da mesi di uno spostamento del monumento all'interno del Museo del Santo, sostituito nel sagrato da una copia esatta, non aggrada per nulla al neo sottosegretario, che affida una nota al suo pensiero. Va escluso risolutamente, anche per evitare la diffusione di ipotesi senza fondamento propalate dalle cronache, che il Ministero consenta la realizzazione di una copia fedele da sostituire all'opera originale. Ipse scripsit. Conciliante la risposta del delegato pontificio per la Basilica del Santo, arcivescovo Fabio Dalcin, che, ricordando operazioni recenti come lo spostamento del Marco Aurelio e del Campidoglio, spiega che solo dopo aver raccolto tutti i dati necessari con le più moderne tecnologie, questi verranno vagliati dal comitato scientifico e dai migliori esperti mondiali del settore, per prendere solo in seguito decisioni in sinergia con tutte le autorità competenti. Il dialogo è aperto, insomma, ma Monsignor Dalcin conclude: la copia del Gattamelata resta un auspicio di questa delegazione, pronta a dialogare con tutte le istituzioni poste a tutela del bene culturale. Eccoci tornati, guardavo l'ora, 12:08, ancora insieme con voi per parlare di Nord-Est. Ecco, abbiamo un po' già affrontato questa visita del ministro Nordio, insisto su questo perché direi che è veramente una cosa importante, e Nordio, che sta visitando la sede del Tribunale di Venezia, dice anche che una possibilità per accelerare i tempi, per snellire, per aiutare il Tribunale è quella di applicare la legge speciale per Venezia. Insomma, tutti pensavamo una legge più che altro fatta per sostenere Venezia come città, quindi come infrastrutture, come opere, come difesa dall'acqua alta, ma anche, perché no, per aiutare la giustizia ad essere più efficiente. Un problema che non era mai venuto in mente nemmeno a me, dice Carlo Nordio, per un reclutamento più sollecito, quindi per avere più magistrati e in fretta per aiutare, diciamo, la situazione. E quindi insomma questa potrebbe essere una novità. Andiamo a Bassano, ecco, vedete che sto cercando un po' di passare da una città all'altra del nostro nord-est. A Bassano proprio
vicino al centro, vicino al salotto buono della città, troviamo episodi e diciamo fenomeni di degrado che ci racconta Vanessa Banzato. Degrado a Bassano, nelle immediate adiacenze del Salotto Buono. Abbiamo ripreso con le nostre telecamere alcuni dei punti maggiormente interessati dall'inciviltà delle persone che sporcano senza riguardo, lasciando ricordini sui muri e lungo le vie. Una situazione che ci è stata segnalata da voi telespettatori, tanto che, complici anche i nostri servizi, l'amministrazione comunale si è impegnata a installare telecamere per identificare gli autori di questi episodi disdicevoli. La telecamera diventa importantissima sia per degrado di sporcizia sia anche per quello che magari può succedere durante la notte nel centro di Bassano. Mi penso che sempre c'è il bisogno del controllo. È giusto, credo, per me, vale. Perché? Mi abito qua. Sì, perché non è soprattutto in questo angolo che dà sul Brenta, quindi è un angolo bellissimo, però... Certo, però. L'idea delle telecamere, abbiamo sentito, piace ai bassanesi che abbiamo incontrato, ma chiedono più attenzione a chi governa la città. Mi spero che questa sindaca approva a venire fuori alla sera, dopo le 9, e si renderà conto cosa succede qua. Cosa succede, signora? Se lo vuole raccontare? Dobbiamo pisciare in Brenta. O sui muri? O sui muri. O in giro per strade. Il comune che si deve fare? Di tenere tutti i vigili fermi, che le mandi con la scopa. Pulire, sì signora, è giusto. E ci vorrebbe un po' più di senso civico anche da parte della gente. Ma anche quello, tutto. Anche Anche da parte nostra. Dovrebbe essere dalla gente. Buona volontà dei nostri governanti girare per le strade a vedere cosa succede. Breve pausa, poi torniamo, abbiamo visto Bassano, poi torniamo e ci spostiamo a Vicenza dopo questa brevissima pausa. e 15 minuti, bentornati a Focus, rimaniamo insieme fino alle 13:30, lo sapete ormai bene, qualche piccola pausa ogni tanto, ma insomma molta sostanza, molte notizie, anche di cronaca. Abbiamo parlato della visita del ministro Nordio al Tribunale di Venezia, abbiamo parlato di un incendio che insomma sta per essere spento ma che è durato tutta la notte a Trissino, un capannone che si occupa di produzione di accessori metallici. E per tornare per un attimo ancora alla visita del ministro Nordio, perché stanno filtrando notizie da questa visita, cioè qualche dichiarazione insomma che arriva e dice Nordio: la mia visita non è soltanto un tributo emotivo al luogo in cui ho iniziato, in cui ho esordito per la mia carriera, ma è il riconoscimento che la sede di Venezia è la più sofferente e disagiata dell'intero paese, a tratti così specifici che comunque erano ampiamente noti, dice, e sono il primo ministro che provenga dalla magistratura, quindi insomma, come a dire, so bene di che cosa mi occupo. Ci sono problemi anche banali come il trasporto di fascicoli per via acquea, dice Nordio, un problema che ha sorpreso la mia amica Marta Cartabia, è rimasta allucinata perché non aveva la più pallida idea di come funzionasse. Io l'idea ce l'ho, non è pallida ma consolidata. Cartabia era il ministro che ha preceduto Nordio. Adesso ci spostiamo per un attimo, perché insomma ancora rimaniamo nel nostro nord-est, andiamo a Vicenza per parlare del monumento agli alpini. Vediamo. Simbolo degli alpini ma anche della vicentinità, un benvenuto a chi arriva in stazione e si affaccia alla città. Inaugurato il monumento che rientra nella 3 giorni di festeggiamenti per il centenario della sezione ANA Monte Pasubio e che si colloca a pochi passi da Campomarzo con l'obiettivo di conferire un segnale ulteriore di presenza delle istituzioni in città.
Un simbolo di solidarietà e pace, una penna alpina che accoglierà chi arriva a Vicenza dalla stazione centrale, un ingresso, quello di Viale Roma, che è anche significativo. Questa è una zona dove la presenza delle istituzioni è importante e gli alpini sono anche un'istituzione. Vuole essere un regalo, vuole essere una festa, vuole essere un significato particolare che dia subito l'impressione e faccia capire che si scende in una terra sana. È così che la grande penna rivolta al Monte Pasubio, immediatamente riconoscibile da lontano, veglia su un mondo avvolto simbolicamente dall'abbraccio degli alpini, come spiegato dall'autore Giuliano Negretto. E la fascia che avvolge la penna avvolge anche questo pianeta, come volesse prendersene cura e abbracciarlo. Il tutto si inserisce nel percorso di candidatura per ospitare l'Adunata Nazionale 2024 a Vicenza. Il 12 novembre il Consiglio direttivo dell'ANA dovrà infatti scegliere tra il capoluogo berico e le città di Viareggio, Modena e Biella. Devo dire che sarà una partita da giocare fino all'ultimo secondo. Credo che il 12 novembre sia la data della decisione da parte di ANA sulla candidatura 2024. Vicenza ha tutte le carte in regola. E allora vedremo come andrà a finire, ma in occasione di questa inaugurazione del Monumento agli Alpini c'è stata anche la cittadinanza onoraria della città di Vicenza all'Associazione Nazionale Alpini, quindi tutte caratteristiche che rendono magari ancora più solida la candidatura di cui parlava il sindaco Rucco poco fa. Ma oltre che il sindaco Rucco e le autorità, la nostra redazione di Vicenza ha sentito anche i cittadini, insomma, cosa ne pensano i vicentini di tutto questo. Penso che sia un monumento più che appropriato per il contesto, perché comunque siamo alle porte della città UNESCO. È onorevole per Vicenza avere una cosa del genere, perché c'è l'anima degli alpini anche a Vicenza. A me piace personalmente, è proporzionato e anche il materiale che è stato usato così variegato. Rappresenta gli alpini che hanno fatto tanto per l'Italia, infatti mio marito è stato alpino, anche lui è molto orgoglioso di aver fatto questa scultura per questa città di Vicenza. Ci rappresenta veramente. È una bella manifestazione, penso che sia dovuta a una città come la nostra, insomma, che ha sempre avuto gli alpini nel cuore e questa è la dimostrazione. Per noi è un onore avere questo monumento dedicato a noi alpini nella città di Vicenza, trascurata negli anni dalle adunate. Pensa che sono 30 anni che non fanno adunate qui a Vicenza. Quindi è ora? È ora di fare qualcosa e questo è un segnale positivo. Il monumento per noi è sinonimo, è un orgoglio per Vicenza, per noi alpini, per l'associazione. Come ha detto il mio collega, non è che pretendiamo l'adunata, però a 30 anni che non l'abbiamo e come numero di tesserati, come presenze alpine in provincia di Vicenza, diciamo, è quasi di diritto averla. Speriamo in bene nella commissione. Ecco. Mi fa piacere, anzi, di essere concittadina loro. Bene, interessante sempre sentire quello che pensano i cittadini delle varie notizie, delle iniziative, come in questo caso, insomma, del monumento agli alpini. Leggevo del ministro alla cultura San Giuliano che dice bisogna assolutamente mantenere l'apertura anche nei giorni festivi dei musei, le domeniche gratis soprattutto ai musei. Leggevo qui le gallerie dell'Accademia di Venezia nella giornata di ieri, domenica 6 novembre, hanno avuto 2530 visitatori, che insomma sto guardando anche rispetto ad altri siti italiani, è comunque un numero certamente interessante, medio-alto, ecco, direi. Ovviamente poi insomma andiamo ai 9200 della Galleria degli Uffizi di Firenze, sempre 9000 il Giardino dei Boboli, 7000 la Reggia di Caserta, però insomma ci sono anche molti altri siti che hanno avuto meno. C'è anche il Castello di Miramare, che più o meno lo stesso numero di visitatori delle gallerie dell'Accademia di Venezia. Molto interessante, ecco, però soprattutto il fatto che il ministro abbia confermato che bisogna mantenere l'apertura gratis ai musei per le domeniche. E andiamo a Venezia adesso per parlare di caro bollette, di questo problema che ci affligge, che insomma non sappiamo come andrà a finire. Per la precisione andiamo a Mestre, perché c'è uno dei più grandi condomini, inteso proprio come edifici
della città, fra Corso del Popolo, via Milano e via Bissolati, con 148 appartamenti. C'è questo problema di alcune bollette non pagate, quindi insomma situazione a rischio proprio per l'accensione del riscaldamento del condominio. Sentiamo esattamente di che cosa si tratta nel servizio di Ilaria Marchiori. 1 milione di euro di spese condominiali non pagate. È accaduto ai residenti del condominio San Marco a Mestre, uno dei più grandi fra Corso del Popolo, via Milano e via Bissolati, con 148 appartamenti che si sviluppano su grattacieli. I 78 proprietari si sono riuniti decidendo di affidarsi a un avvocato padovano per mettere in campo le azioni necessarie a recuperare i crediti nei confronti della società che risulterebbe insolvente. Si tratta di almeno 3 aziende riconducibili all'Ubi Immobiliare SRL, subentrata alla Gabetti, che gestiscono numerosi appartamenti e che non avrebbero nel passaggio di mano provveduto a saldare la quota parte di oneri per pulizie, riscaldamento, energia calcolata sulla base degli alloggi in affitto, in particolare dati a stranieri. Il rischio ora è quello di ritrovarsi senza riscaldamento. Io ho detto qualche bolletta non pagata, invece 1 milione di euro, veramente una cifra importante, e dà l'idea del disagio che c'è in questo momento, delle difficoltà, perché insomma sono sicuro che la maggior parte di queste bollette non sono pagate perché purtroppo i residenti fanno fatica a pagare, non c'è la volontà di non pagare. Tutti sappiamo che le bollette si devono pagare perché insomma è giusto e fa parte dei comportamenti anche civili, però evidentemente c'è chi fa proprio fatica ad adempiere a questi obblighi, quindi situazione che terremo d'occhio grazie alla nostra redazione di Venezia, ma immagino che sia simile anche in altre città del nostro nord-est e non solo. E abbiamo parlato prima di degrado a Bassano, ancora degrado a Bassano, abbiamo un altro punto di vista che è quello che viene, diciamo, ci viene raccontato nel servizio di Ferdinando Garavello. Strade sporche, angoli bui trasformati in latrine a cielo aperto e residenti inviperiti. La Bassano da bere a volte scavalca bellamente i limiti della buona educazione e il problema rischia di assumere proporzioni importanti. Fa star male che una città meravigliosa come la nostra, come Bassano, anche molto fruita, molto frequentata nei fine settimana e non solo, questa è una buona cosa perché porta comunque un valore economico anche, veda comportamenti così degradanti, così negativi. Bene il sistema di telecamere, anche l'implementazione, come ha promesso l'assessore al decoro Andrea Viero, ma perché ha guidato la città in precedenza è indispensabile la presenza delle divise. Soprattutto è importante la presenza continua e assidua delle forze dell'ordine, dei carabinieri, della polizia e anche della polizia locale, che sono comunque ausiliari di pubblica sicurezza. Bisogna studiare dei turni, delle presenze costanti. E si torna a parlare di una sorta di servizio di sicurezza dei bar. Imporre ai locali, in certi contesti, di avere del proprio personale di vigilanza. Io ricordo che, in modo particolare per i mesi estivi, alcuni bar si consorziarono, quindi si misero insieme e pagavano una guardia giurata, un vigilante su qualcuno che monitorasse la situazione. Il rischio è che la situazione precipiti con ricadute gravissime per la città e per il tessuto economico del salotto buono bassanese. Il rischio è che se il degrado aumenta, la migliore clientela va via, cioè cerca zone più tranquille, più serie, più corrette, e ci si trova magari a avere a che fare soltanto con pochi ma rumorosi frequentatori che portano a danno alla città e anche al settore economico. Ancora una breve pausa, ci fermiamo per un attimo, poi torniamo, le notizie, quello che accade a nord-est, la cronaca, i collegamenti. Eccoci tornati in studio con Focus fino alle 13:30, stiamo in compagnia, guardiamo anche la cronaca. In effetti sono giorni importanti anche per le Olimpiadi Milano-Cortina, perché? Perché va nominato in fretta l'amministratore delegato dell'Olimpiade, ecco. E entro la settimana sicuramente, anzi domani probabilmente si avrà questo nome, quindi poco ritardo rispetto alla data prevista che era, se non sbaglio, oggi. Un profilo che non sia il migliore in assoluto, ma il migliore
perché più adatto, diciamo, a queste vicende olimpiche e a questa Olimpiade, ha detto il ministro Abodi. E il sindaco di Milano, Sala, dice la partita è ancora aperta, però insomma già domani anche lui dice che dovrebbe essere noto questo nome, che in realtà lo si aspettava per venerdì. C'è anche una notizia che arriva dal meteo, perché è stato un ottobre eccezionale, con molti record, infatti una temperatura anomala di 3 gradi circa sopra la media, che pone quindi questo ottobre come il più caldo dal 1800. Insomma, sono cifre che insomma, da un certo punto di vista mettono anche in allarme, per esempio per la siccità, perché quasi tutto il nord è ancora in emergenza proprio per la siccità, con piogge che sono state addirittura del 70% in meno, pensate, rispetto allo stesso periodo degli anni scorsi. Vabbè. Abbiamo parlato di strade in apertura ed eravamo andati a Treviso per capire i pericoli, come si può aumentare i controlli, come si possono aumentare i controlli lungo le strade, anche sentendo il presidente della provincia di Treviso. La nostra redazione trevigiana con Nicola Marcato ha sentito i ragazzi cosa ne pensano di chi si mette alla guida magari dopo aver bevuto e di cosa si possa fare per stroncare, che forse è proprio la parola giusta, questo fenomeno. Secondo lei questa piaga come si può eliminare? La piaga si può eliminare con dell'istruzione, con dei comportamenti consoni, con il fatto che i genitori spieghino bene ai figli come poter gestire queste situazioni. È gente sbandata, forse non educata e comunque molto pericolosa. Bisogna essere responsabili in strada, anche e soprattutto nel rispetto degli altri. È giusto inasprirre le pene? Assolutamente, assolutamente sì. Vedremo se poi il nuovo governo farà qualcosa in merito. No, non sarei per inasprire le pene, sarei più per formare e dare più cultura alle nuove generazioni e far capire loro che è sbagliato. Io ho 2 figli adulti, so quali sono i rischi per la strada, ma se continuano a bere e cedere in determinate cose, sostanze e quant'altro, è chiaro che bisogna inasprire. Andate via in 3, in 4, uno non beve e guida, la sera dopo faranno il turno. Per me è così, perché è impossibile impedire ai giovani di non bere, di non far festa, perché ormai... E le pene severe sono un deterrente secondo lei? Le pene severe sono un deterrente fin là, nel senso sono utili perché sono utili, diciamo, a scongiurare le persone vicine, perché solitamente appunto vanno a mostrare una cosa da evitare, ecco, a fare un po', diciamo, paura, ecco. Però non sono per niente efficaci, perché sennò finora avrebbero funzionato. Opinioni diverse, ma insomma è comprensibile, è un tema difficile, è un tema insomma che da anni impegna tutti nel tentativo di migliorare la situazione, ma non è così facile questo del mettersi alla guida dopo aver bevuto. A parole sembra semplice, poi a parte che non sono solo i giovani ovviamente che si comportano a volte male, ma insomma anche gli adulti che dovrebbero dare di più l'esempio. Una notizia di sport che arriva da Venezia, perché Paolo Vanoli è il nuovo allenatore del Venezia. C'era stato l'esonero di Vavorčić e invece ora l'arrivo di Vanoli, 50 anni, che ha firmato un contratto biennale e sarà affiancato ovviamente da un nuovo staff tecnico. Nato a Varese, Vanoli ha alle spalle una ricca carriera da calciatore, anche 2 presenze con la nazionale italiana, ha vinto la Coppa UEFA con il Parma e la Coppa Italia sia col Parma che con la Fiorentina, questo da giocatore, e quindi lui sarà il nuovo allenatore del Venezia.
Andiamo a Padova per parlare di degrado, di criminalità o microcriminalità che dir si voglia, e con un video che aveva diffuso il vice premier Salvini, leader del Carroccio, che ha condiviso sul suo account Twitter un video di 20 secondi che immortala un giovane mentre sniffa una striscia di cocaina davanti alla stazione di Padova. E allora sentiamo un po' cos'è accaduto, ma soprattutto anche la risposta dell'amministrazione. Ciclicamente vengono postati questi video dall'ex ministro dell'Interno, oggi ministro delle Infrastrutture, e mi viene da pensare che Padova è molto all'interno dei suoi pensieri e di questo chiaramente ne siamo contenti. Padova nei pensieri del ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, così l'assessore alla sicurezza della città del Santo Diego Bonavina ha raggiunto al telefono dopo che il leader del Carroccio ha condiviso sul suo account Twitter un video di 20 secondi diffuso dalla pagina Facebook Welcome to Favela, che immortala un giovane mentre sniffa una striscia di cocaina davanti alla stazione di Padova. Se la città è nel pensiero del ministro, incalza Bonavina, non lo è altrettanto il lavoro quotidiano delle forze dell'ordine a Padova. Duole vedere che le attività di prevenzione, le attività di repressione che vengono fatte dalle forze dell'ordine non abbiano tutto questo clamore che invece ha un ragazzo che fa una cosa del genere, per quanto ovviamente condannabile, ma sappiamo perfettamente che non possiamo impedire un fatto del genere proprio da un punto di vista proprio di controllo del territorio. Città universitaria di medie dimensioni, difficile arginare un simile fenomeno, aggiunge Bonavina. Se guardiamo in faccia alla realtà, queste cose capitano in tutti i paesi, in tutte le città d'Italia, insomma, mi pare veramente, sembra quasi che qualcuno ce l'abbia un po' con le città che sono in questo momento amministrate dal centro-sinistra, ma ribadisco, questo non è un attacco all'amministrazione comunale, ma è un attacco alle forze dell'ordine, e questo io non posso tollerarlo. La risposta dell'assessore alla sicurezza di Padova Bonavina su questo video circolato in rete. Ancora cronaca, ci spostiamo a Trieste dai nostri colleghi di Tele4, perché nei giorni scorsi c'è stato un rapinatore che ha un po' terrorizzato un rione della città che si chiama Ponziana. Il rapinatore è stato arrestato, è in carcere e resta in carcere perché merita una sorveglianza speciale visti i reati commessi e i precedenti a suo carico. Allora, su questi fatti di cronaca, l'intervista dei nostri colleghi, dicevo, al questore di Trieste, Pietro Ostuni. Noi stiamo anche per emettere un provvedimento di tipo preventivo, quindi sicuramente notificheremo un provvedimento nei confronti di questo soggetto. Quindi una misura di sorveglianza in sostanza. Una misura di sorveglianza, sì. Perché insomma... Perché avendo molti precedenti possiamo intervenire anche con una misura di prevenzione. E lo faremo senz'altro. Simone Batturi è un soggetto pericoloso, motivo per cui merita una sorveglianza speciale. L'uomo rimane in carcere al Coroneo, il pericolo è che possa ripetere il reato. Il 43enne rapinatore di Ponziana, che ha mandato 3 persone all'ospedale nella notte di Halloween, è stato interrogato dal giudice per le indagini preliminari, che ha convalidato l'arresto, ritenendo l'indagato pericoloso e aggressivo. Batturi avrebbe negato le sue responsabilità davanti al giudice, asserendo di essere invece lui la vittima di un'aggressione da parte di un anziano. Una incomprensibile verità, date le prove schiaccianti a suo carico. L'uomo è responsabile sia della rapina ai danni di Antonio Maiorano, l'anziano aggredito in casa propria in via Zorutti 10, che rimane ricoverato a Cattinara con una prognosi di 40 giorni, che del secondo episodio, avvenuto poco dopo, in quella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre, ai danni di un altro anziano. Ma anche la ragazza di 38 anni, intervenuta in quella notte folle in via Battera per mandare via il 43enne, che in escandescenze tentava di mettere a segno altre rapine nella zona, aveva comunicato
comunicato di voler formulare denuncia per l'aggressione subita. In quel caso la donna aveva rimediato dei lividi al collo e al braccio per una prognosi di 7 giorni. Infine è forte l'ipotesi che Batturi possa essere responsabile anche dell'aggressione con tentata rapina ai danni del tassista che lo avrebbe accompagnato a casa la sera del 30 novembre scorso, il giorno prima degli episodi che sono costati l'arresto al 43enne siciliano. E questa è la situazione a Trieste per quello che riguarda la cronaca, tra poco ancora cronaca, però prima volevo raccontarvi e ricordarvi che un po' la notizia del giorno, ecco, se possiamo così definirla, è quella della visita del Ministro della Giustizia Carlo Nordio al Tribunale di Venezia, una visita che è finita e che ha dato qualche risultato, cioè già si parla di un prossimo incontro, un vertice operativo dello staff del Ministero con i vertici degli uffici e il personale amministrativo del Tribunale di Venezia in programma nelle prossime settimane per attivare soluzioni concrete sullo stato di disagio del Tribunale lagunare. E tra i problemi sul tavolo, l'avevo accennato prima, c'è quello del trasporto acqueo dei faldoni di indagine tra le varie sedi giudiziarie. Il Dipartimento del Ministero aveva cercato nei mesi scorsi una soluzione in accordo con l'Esercito per rafforzare la dotazione di motoscafi e motoscafisti ovviamente, ma l'accordo non era stato raggiunto, quindi è un problema pratico e concreto quello del trasporto dei fascicoli, ovviamente, che ovviamente deve avvenire nella massima sicurezza, quindi questo è certamente uno dei temi che verranno affrontati. Andiamo a Venezia, anzi ancora Mestre per la precisione, per parlare di sicurezza, anche qui dopo aver visto quello che è accaduto a Padova, altro tema caldo a Mestre, cioè quello proprio della sicurezza, con gli ultimi fatti di cronaca. Vediamo un po' qual è la situazione. Dopo l'ultimo accoltellamento in via Leardi e l'incontro ieri pomeriggio tra il questore e molti cittadini in via Piave a Mestre, un altro episodio di microcriminalità. Qualcuno ha distrutto con un tombino la vetrata blindata di un locale all'angolo con via Montenero. Sembra non esserci fine, ma c'è chi invece pensa che le soluzioni ci siano. Questa situazione si è stratificata nel tempo, ma non negli ultimi mesi, negli anni, perché il sentiment e le paure dei cittadini e tutto quello che i cittadini negli anni hanno voluto manifestare è sempre stato derubricato come percezione di pericolo, e noi sappiamo che quando si parla solo di percezione di pericolo le cose sembrano un po' lontane, non hanno sicuramente la valenza di una cosa invece che bisogna affrontare nell'immediatezza. Posto che per regolamentare determinate presenze sul territorio serve un'azione di governo, secondo il comitato che da anni si batte per Mestre bisognerebbe poi muoversi su almeno 2 fronti. La municipalità di Mestre Carpenedo al 31/12/2021 contava 87.315 abitanti. Faccio presente che per esempio Treviso ne conta 83.000, Rovigo 52.000, Belluno 36.000. Quindi solo la municipalità di Mestre Carpenedo è una città all'interno della città, soltanto che non ha le prerogative di una città, nel senso che quelle che ho citato prima hanno in sede la prefettura, hanno il tribunale, hanno tutta una serie di dispositivi che controllano il territorio, mentre il nostro è una municipalità. In secondo luogo, e noi dobbiamo veramente riappropriarci della nostra città. Ogni cittadino ha il dovere e il diritto di fare qualche cosa ogni giorno per riprendersi un pezzetto di territorio. Io credo che in questo preciso momento ci sia proprio l'occasione per espandersi invece, per sentire veramente tutta la popolazione interessata, tutte le associazioni, le persone che vogliono salvare questa città, e quindi mettersi a 4, 6, 8, 100 mani per poter individuare dei protocolli che possano far bene a questa città. Un vero e proprio appello, insomma, avete sentito le caratteristiche di Mestre, quali sono anche i numeri molto alti di abitanti, insomma, che imporrebbero e richiederebbero proprio delle caratteristiche diverse rispetto a quelle che ci sono in città, insomma una presenza maggiore del governo, ma un vero appello per
scrivere insieme le richieste principali per migliorare la situazione della sicurezza a Mestre. Ci fermiamo per un attimo, poi ci colleghiamo subito dopo con Padova. 12:47, stiamo insieme fino alle 13:30, come vi ho detto tra poco andremo a Padova. Volevo darvi un'altra notizia di cronaca che arriva da Castelfranco, dove i carabinieri hanno arrestato 2 giovani di 22 e 29 anni residenti a Padova, accusati di aver tentato una rapina ai danni di un automobilista alla cui vettura avevano forato uno pneumatico usando un oggetto acuminato in un parcheggio di Castelfranco. La potenziale vittima però si è accorta di avere la ruota a terra, si è accorta dell'avvicinamento di questi 2 uomini, di queste 2 persone in maniera forse un po' sospetta, ha immaginato cosa stava per accadere, cioè che stava per essere rapinato, e ha chiamato i militari, i carabinieri, che sono arrivati subito, hanno perquisito i 2 sospettati, avevano un trapano con delle punte compatibili con il foro sulla gomma, e così, visti anche i precedenti che avevano per fatti simili, sono stati arrestati. Quindi prontezza di riflessi, direi, e insomma bravo l'automobilista che ha saputo proprio reagire nel modo giusto. Dicevo, andiamo a Padova, dove c'è Chiara Gaiani, perché il comune è al lavoro per le fasce più deboli, per gli anziani. Infatti c'è allo studio un progetto di sale calde di quartiere, dove insomma si può socializzare ma nello stesso tempo anche riscaldarsi se si hanno delle difficoltà nel farlo a casa per via dei rincari delle bollette. Allora, Chiara Gaiani e Federico Cibotto, a voi la linea, sentiamo un po' cosa ci raccontate. Buongiorno da Padova, ci troviamo in una bellissima giornata di sole, anche se per fortuna autunnale, sull'Iston con Francesca Benciolini, assessora al decentramento. Perché? Perché sta partendo questa iniziativa legata al problema degli anziani, al problema della difficoltà del riscaldamento, ma anche un grave problema di socialità. Ci racconta esattamente che cosa state facendo? Allora, l'obiettivo è quello di dare l'informazione a tutte le persone anziane di quali siano le opportunità di incontro e i luoghi di incontro che ci sono all'interno del territorio in cui abitano. Per arrivare a questo obiettivo abbiamo lanciato una mappatura anche con il supporto del Centro Servizi Volontariato e quindi con il terzo settore. Abbiamo lanciato questo questionario all'interno del quale chiediamo a tutte le realtà del nostro territorio di rispondere per aiutarci a fare una mappatura che ci permetta poi di preparare questo materiale informativo da mandare a casa alle persone anziane. Insomma, si sta clonando quello che avviene nel caso di caldo, quindi sale rinfrescate per il freddo, visto le difficoltà anche economiche a cui andranno incontro gli anziani probabilmente in questo inverno. Diciamo che conoscere dove ci siano iniziative, attività e luoghi può permettere alle persone che lo possono fare eventualmente di uscire, non solo per incontrarsi con altre persone, di partecipare ad iniziative culturali, artistiche, sportive, ma anche di sapere che in quelle ore, in quei luoghi, eventualmente si può trovare un luogo caldo. Quindi la cosa va incontro a questa doppia esigenza. Ecco, questo è un lavoro a 2, nel senso che l'assessorato che segue lei lo sta facendo insieme all'assessorato al sociale. Tra l'altro Padova è una città, tra virgolette, con un tasso di invecchiamento piuttosto importante. Sì, abbiamo più di 200 persone anziane, quindi sopra i 65 anni, ogni 100 persone giovani, quindi al di sotto dei 25 anni. Questo ci dice che il rapporto è squilibrato, lo sappiamo, e anche se poi sappiamo che in realtà a Padova abbiamo anche tanti giovani non residenti che sono gli studenti, quindi il tema è complesso, ma sappiamo sicuramente che tante persone anziane vivono da sole. Ecco, quindi il tema della socialità è in questo caso collegato anche al proprio territorio, da qui appunto l'interessamento anche delle mie deleghe, quindi quello di lavorare per quartieri è un tema che va incontro in questo momento anche al tema delle bollette, il tema del possibile freddo e quant'altro. Ecco, direi che negli ultimi anni, tra pandemia e adesso emergenza energetica, stiamo capendo sempre di più che lavorare sulle reti di vicinato è importante
e sulla coesione sociale. Quindi fornire questa nuova informazione su quali e quanti siano i luoghi e le attività all'interno del territorio che le persone abitano va in questa direzione, creare legame e opportunità di conoscenza di quello che il territorio offre. Insomma, a me viene in mente una sorta di immagine di città che diventa un grande insieme di quartieri, in cui un quartiere diventa un piccolo paese in cui le persone solidarizzano e si aiutano. Sì, diciamo che in questi anni abbiamo lavorato molto per questa idea della città policentrica, in cui ogni luogo dove vivono le persone è il luogo centrale per loro e quindi vanno valorizzate anche socialmente tutte le realtà territoriali. Poi ci piace pensare che comunque Padova è sempre interconnessa e quindi stiamo lavorando anche per l'interconnessione all'interno dei quartieri, ma ecco sì, ci piace pensare, le persone abitano i luoghi, i rioni, quindi è giusto ed importante dar loro tutte quelle informazioni e anche quelle possibilità che i quartieri offrono. È la famosa città dei 15 minuti in qualche modo. Ecco, allora, se non ci sono delle domande da studio, noi ringraziamo Francesca Benciolini e speriamo davvero che questo progetto possa dare un concreto aiuto alle persone, soprattutto agli anziani, soprattutto a chi vive da solo. Ecco, da Padova quindi restituisco la linea allo studio. Sì, Chiara, grazie mille, grazie a te, a Federico Cibotti, naturalmente grazie all'assessore Benciolini. Non ho domande perché siete state chiarissime, piuttosto vi do qualche informazione di cronaca con l'incendio, ve l'avevo detto in apertura, che è in corso a Trissino in provincia di Vicenza da questa notte. I pompieri sono impegnati a spegnere questo vasto incendio che interessa un capannone di oltre 10.000 metri quadrati. È un'azienda che produce accessori metallici per mobilifici. Non ci sono feriti, ma sono intervenuti pompieri con squadre da Arzignano, Vicenza e Lonigo e poi volontari di Tiene, 4 autobotti, autopompe, l'autoscala, altri mezzi di supporto, una trentina di uomini al lavoro e l'incendio è stato circoscritto nella notte e adesso si va avanti nello spegnimento. Anche un allarme dell'agricoltura, del settore, del mondo dell'agricoltura arriva, perché è tra i settori che hanno lamentato di più la mancanza di manodopera per i raccolti. Ecco, anche questa cosa è molto direi interessante, cioè ci sono soprattutto insomma, in alcune zone specifiche dei problemi per quello che riguarda proprio la mancanza di manodopera che sarebbe così importante in questo periodo dell'anno. Adesso andiamo sull'altopiano, andiamo in Marcesina, come si dice, perché qui c'è un progetto che farà rinascere tutta la zona, che avrà praticamente un volto nuovo che ci racconta Ferdinando Garavella. La Marcesina rinascerà con un nuovo volto grazie al progetto frutto di una collaborazione fra pubblico e privato che porterà boschi e pascoli nella piana devastata da Vaia. I primi ad applaudire questa novità di rilievo internazionale sono gli operatori che vivono della Marcesina tramite le sue maglie. Marcesina è sempre stata una piana meravigliosa, prima di Vaia era ancora più, dal punto di vista paesaggistico, era ancora molto più rinomata, grazie anche ai suoi magnifici boschi. Vaia ha un po' distrutto quelli che erano i boschi. Le aspettative sono molto importanti, dato anche l'appeal che Marcesina ha sviluppato in questi anni nei confronti di un turismo attento all'ambiente, alla tradizione e al gusto. Si spera dopo questo progetto che possa risplendere di nuovo come era una volta, sia grazie alla parte che viene fatta a bosco e sia alla parte a pascolo, che è una cosa molto fondamentale perché i pascoli vanno sempre bene e creano economia anche per il paese. In futuro la Marcesina avrà una superficie a pascolo molto più vasta, come era prima della Grande Guerra e in passato. Più pascoli possono voler dire più linfa vitale per le malghe della piana. Marcesina vive grazie alle malghe, perché portano turismo e tutelano l'ambiente e lo curano soprattutto. Avere nuove malghe vuol dire dare opportunità a nuove famiglie di impiantarsi con una nuova attività e creare un giro turistico per il paese. Bellissime immagini, ma anche contenuti interessanti sul futuro di questo territorio, di questa zona bellissima che abbiamo a portata di mano. E bellissimi e importanti sono anche tutte le opere culturali che abbiamo, che sono esposte nei musei
ed è un modo per arrivare a dirvi che c'è stata una grande affluenza nella domenica gratuita nei musei un po' di tutta Italia, ma insomma anche nel nostro nord-est, una grande affluenza di visitatori per la prima domenica gratuita di novembre, un trend positivo soprattutto che riporta ai livelli, quasi ai livelli di pre-pandemia su tutto il territorio, e il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano ha detto dati molto positivi e quindi le domeniche gratuite vanno assolutamente mantenute, anzi possiamo pensare a altre giornate di gratuità in occasione di alcune delle fondamentali festività per la nostra nazione, come il 2 giugno e il 4 novembre, e poi un po' di dati, ma insomma li avevo già dati prima. L'importante è questo messaggio di gratuità che deve assolutamente rimanere. Una notizia di servizio, poi andiamo a Padova, perché c'è la chiusura al traffico, lo dico per Tezze, sul Brenta, che dalle 7:30 alle 8:30 dal lunedì al sabato ci sarà la chiusura al traffico di via Don Belluzzi. Questo è soprattutto per evitare assembramenti, un centinaio di studenti che vanno a scuola proprio in quell'orario, quindi un divieto che non riguarda gli autobus, ma invece insomma riguarda tutto il resto del traffico, proprio per evitare problemi e pericoli, ma ne parleremo poi ovviamente in maniera più diffusa nel nostro TG di questa sera. Avevamo parlato della statua del Gattamelata a Padova, con l'ipotesi di spostarla finché ci sono i lavori di ristrutturazione in corso e mettere lì una copia. Parliamo del Sagrato della Basilica del Santo, questo monumento equestre dedicato al Gattamelato, un capolavoro rinascimentale di Donatello, ma c'è la voce di Vittorio Sgarbi. Prima vi abbiamo fatto capire che il sottosegretario della Cultura con delega al patrimonio artistico è contrario. Adesso abbiamo anche proprio la sua voce, sentiamolo. Non la convince lo spostamento della statua del Gattamelata dopo una ricognizione, sottosegretario? No, non è che non mi convinca, è impossibile. Qui non si sta parlando di cose private o di proprietà del Vaticano o dello Stato Pontificio, si parla di un bene universale che appartiene alla città e appartiene al mondo e che sta all'aperto da secoli e che può essere giustamente restaurato e anche riprodotto per farne gli usi che vogliono loro, ma l'originale sta all'esterno, punto. Ho dato indicazione precisa al sovrintendente Magani, che peraltro è d'accordo con me, il quale coordina tutta l'attività di ricerca e che non era citato in alcun modo negli articoli che ho letto, dove appariva soltanto il comune e il delegato pontificio. Si parla di scienziati che dovrebbero decidere, non decidono gli scienziati, decide lo Stato e decide la sovrintendenza. Io ho semplicemente richiamato in modo molto semplice le regole e i dati precisi che non possono essere rovesciati. Il comitato può essere utile, gli scienziati, parola che non capisco bene cosa significa, saranno una parte tecnici del restauro. Chi li guida? Quando c'è un restauro, chi lo guida? La sovrintendenza. È improvvisamente cambiato qualcosa? Quella è nata lì ed è uno dei 10 monumenti nazionali vincolati, quindi non c'è una polemica, guerra, Sgarbi, Vaticano, non c'è una discussione. Hanno sbagliato dal punto di vista dei rapporti a indicare una cosa senza che la sovrintendenza avesse espresso un parere che e non è un parere, è una indicazione determinante, definitiva. Parole chiare, indicazione definitiva dunque del sottosegretario Sgarbi sulla questione della statua equestre del Gattamelata, che insomma rimarrà quindi nel piazzale, scusate ho usato un termine scorrettissimo, sul Sagrato della Basilica del Santo, e quindi non verrà spostata nemmeno per i lavori di restauro. Sono le 13:01, ci fermiamo per un attimo ancora, poi rimaniamo insieme fino alle 13:30 e andremo a Bassano tra poco. Ben ritornati a Focus, 13:05, o se preferite
l'1:06, anzi adesso 1:06 minuti. Nel frattempo, insieme fino all'1:30, alle 13:30, starete magari preparando il pranzo, ma ascoltateci e guardateci, perché adesso andiamo a Bassano, come vi avevo anticipato, dove Vanessa Banzato e Renzo Rigon ci raccontano quello che sta accadendo in stazione con il treno della memoria, quello che è accaduto insomma da poco. È un appuntamento che assolutamente non era da perdere. Vanessa, a te la linea. Sì, buongiorno a te Federico e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Ci troviamo in quello che può essere definito un vero e proprio luogo sacro, il treno che trasportò il Milite Ignoto 100 anni fa. Tantissime le persone che hanno voluto far visita a questi convogli storici. Davvero è stato un tuffo nel passato, un tuffo in una delle pagine più importanti della nostra storia, che ha toccato da vicino anche Bassano del Grappa. Io mi trovo in compagnia di Roberto Popi Frison, storico del nostro territorio, studioso, ricercatore del nostro territorio. È stata una grandissima emozione, Roberto. Senza dubbio, perché poi per noi il simbolo del vagone che trasportò quella salma rappresenta un sentimento riscoperto. Se noi andiamo a vedere i filmati originali, vediamo che dove passa quel treno, dove passa quella salma, ci sono fiori, persone inginocchiate, e lì abbiamo capito che si sono fatti gli italiani. Quello è diventato il minimo comune denominatore di tutti. Purtroppo attraverso questo sacrificio di tanti ragazzi, e un sacrificio anche fatto di sfollamenti. 600.000 persone sono sfollate dal Veneto e dal Friuli negli anni precedenti. Ma insomma un sacrificio che però poi anche ci porta, oltre al sentimento degli italiani, al rilancio dei diritti delle donne. Non dobbiamo guardare alla Grande Guerra come sono morti per nulla, ma qualcosa è accaduto, inconsapevolmente qualcosa è accaduto di importante. Grandi donne, una su tutte, Mamma Maria. Maria Bergamas, che veramente deve essere stato una grande forza di animo e di spirito per reggere quel peso di passare in rassegna quasi tutte quelle salme, perché poi alla fine cede, si inginocchia, non ce la fa più, ed è lo stesso sentimento che hanno provato tutte le mamme d'Italia, tutti i fratelli, tutti i soldati e gli invalidi di guerra, che quelli sì, poveri cristi, anche loro hanno portato il segno di questo periodo bellico, e una volta terminata la guerra si sono sentiti anche un attimino messi in disparte, perché è stata dura per tutti e bisognava cercare di raccogliere le forze e di ripartire. Ecco, tantissimi gli studenti che hanno voluto visitare, che sono stati accompagnati dai loro insegnanti per visitare questo treno storico, e tra l'altro una cosa che mi colpisce, oltre all'emozione proprio che hanno provato, addirittura uno di loro ha detto, camminando dentro questi vagoni, si parla di ragazzini di 12 anni, quindi proprio piccoli, però ha detto, camminando in questo vagone io ho sentito qualcosa. È un sentimento che intanto fa piacere averlo sentito dire, e che si prova quando si attraversano i luoghi della memoria. Non hanno un posto fisico fermo, come dimostra questo treno, però un simbolo. Allora è la forza del simbolo, è la forza di questo vagone che ci ricorda a tutti quanti la necessità della pace. Tra poco questo treno riparte, questo treno appunto lascia la stazione di Bassano del Grappa e lascia però un ricordo, lascia davvero un segno importante. Bassano
diventa Bassano-Veneto con l'Unità d'Italia per non essere confuso con l'omonimo della Lombardia, e poi dopo la Grande Guerra decide di cambiare appellativo e di consegnarsi alla madre delle nostre montagne che ci ha protetto, il Monte Grappa. Ecco l'ulteriore testimonianza che conferma Bassano e questi territori come importanti e determinanti per la Grande Guerra del 15 e 18. E allora dal treno del Milite Ignoto è tutto, io vi ricedo la linea. Grazie Vanessa, emozioni bellissime, grazie a te, a Renzo Rigone, a Poppy Frison per queste emozioni, sembrava veramente di essere lì con voi. E andiamo avanti, c'è stata questa visita di cui ho parlato più volte nel corso di Focus del ministro Nordio al Tribunale di Venezia. A margine, diciamo, dell'incontro, Nordio, il ministro, con i giornalisti parla, dice: mi è arrivata una cartolina verde per una raccomandata in cui mi si avvisava di essere stato eletto alla Camera. Ore di lavoro per una lettera, perché una notifica ottocentesca, quindi caro Nordio chiede di semplificare un po' tutto a partire da questa comunicazione, insomma, un dietro le quinte che ci racconta. Adesso parliamo del conflitto in Ucraina, perché è allarme a Kiev per i bombardamenti russi sulle infrastrutture energetiche. Il sindaco non esclude la possibilità di un blackout totale nella capitale. Il racconto di quello che sta accadendo nelle parole dello chef trevigiano Stefano Antoniolli di Roncade, che da 23 anni vive a Kiev, dove ha un ristorante. Nonostante la guerra, l'invito a lasciare la capitale ucraina, lui è rimasto, immagino con molti altri italiani, a Kiev. Si cerca di vivere una normalità che non c'è, perché appunto c'è sempre questa paura che arrivi qualche drone kamikaze. La voce pacata lascia trasparire la stanchezza di chi dopo oltre 8 mesi di guerra cerca di continuare a vivere e a dare alla propria vita e al proprio lavoro una parvenza di normalità. Stefano Antoniolli, chef trevigiano di Roncade, è uno dei pochissimi italiani rimasti a Kiev e ci racconta come si vive nella capitale ucraina dopo gli ultimi bombardamenti ad opera dei droni kamikaze. Ha messo fuori funzione le centrali elettriche qui intorno a Kiev e in tutto il paese. Quindi oggi vediamo una situazione nella quale tolgono l'elettricità un tot periodo di ore al giorno. A volte va bene perché lo dicono in anticipo da che ora a che ora, altre volte non si sa. Il ristorante di Antoniolli comunque continua a restare aperto. Proviamo a tenerlo aperto anche per dare, diciamo, una via di scappo a questa situazione, no? La gente viene a mangiare, ma purtroppo capita che nel bel mezzo della cena o del pranzo diciamo, si spenga la luce, e poi noi ci siamo già attrezzati con candele e, diciamo, lampade a ricarica, e un po', diciamo, sviamo con queste cose. Ecco, adesso hanno chiuso ancora. Cala il buio durante l'intervista. Stavolta il blackout dura poco, ma la preoccupazione che si possa arrivare al blackout totale o ad un'escalation nucleare del conflitto è tanta. Noi siamo preoccupati e addirittura siamo anche attrezzati, nel senso che sappiamo cosa fare se capita una tragedia del genere, sappiamo già cosa fare, come muoverci. E penso che noi qui al lavoro ci siamo procurati delle pastiglie di iodio che servono un po' a contrastare le radiazioni. Quindi noi siamo, è duro da dire, però siamo preparati, tra virgolette, a quello che potrebbe succedere. Il dramma dell'Ucraina raccontato da chi lo sta vivendo, veramente forti queste parole. Intanto adesso ci spostiamo a Belluno, perché c'è stata la 36esima ex tempore di scultura su legno, un appuntamento importante per l'autunno bellunese, legno di Cirmolo, gli scalpelli, insomma veramente un'atmosfera emozionante. Sentiamo le interviste agli scultori con Stefano Bozzi.
Siamo in centro a Belluno, vogliamo raccontarvi la 36esima edizione di un extempore di scultura sul legno. Hanno posto come tema l'energia. Io e Stefano abbiamo già intervistato gli scultori che stanno lavorando sul legno. Non ci fermiamo da uno soltanto, ma andiamo a raccontarveli attraverso le tante interviste, facendovi vedere come arrivino un po' da tutta Italia, tante al Trentino Alto Adige, ma anche dal Lazio e anche dal Piemonte. Scolpire a Belluno com'è? Bello, bello. C'ero già stato, è la quarta volta che vengo, ma le prime volte erano 20 anni fa. È cambiato poco, è sempre bello, bella città, bella accoglienza, bel clima. Bella, è una bella esperienza, sempre venire a scolpire a Belluno. Minimo la 15ª volta. Mi piace lavorare qua in piazza con poco tempo a disposizione, perché lì, diciamo, i pezzi riescono meglio come se li facessi a casa. Con tutto il tempo diventano fiacchi, no? Qua invece rimangono spontanei, buttati là, così come pennellati su una tela. Sono venuto qua per la prima volta. Vengo da Torino, ho fatto più o meno 50 simposi, però fino adesso non sono arrivato qua. Ho avuto una bella sorpresa, è una città bella, un'atmosfera straordinaria, mi trovo molto bene. Ci vengo dall'88 e anche oltre che scolpire ritrovare persone che sono degli amici, sono diventati amici dopo tanti anni, e anche rivederli una volta all'anno penso sia la cosa più bella, almeno per me. Vi abbiamo fatto vedere quello che c'è in centro a Belluno, tante le persone che si fermano, per gli artisti un appuntamento ormai fisso nel loro calendario, e diamo quindi a loro e a voi l'appuntamento per l'anno prossimo. Anche qui bellissime immagini dei nostri colleghi, che ringrazio. Ora la cronaca con una vicenda a cavallo tra Bassano e Treviso che risale al 2007, e parliamo dell'omicidio di Jole Tassitani, con l'assassino reo confesso, un falegname bassanese, Michele Fusaro, che ha presentato ricorso in Cassazione per ottenere la scarcerazione anticipata, ma l'istanza è stata rigettata. Facciamo il punto della situazione. Non so come potesse sperare che dire sì, avrei tanto piacere di uscire è una cosa che può convincere chi deve decidere. Tecnicamente non è una richiesta, è una chiacchierata, insomma, questo è. Commenta così l'avvocato castellano Roberto Quintavalle, all'epoca legale della famiglia Tassitani, l'istanza di scarcerazione anticipata avanzata da Michele Fusaro, 55 anni, condannato per il sequestro e il barbaro omicidio nel 2007 di Jole Tassitani. Inoltrata alla Cassazione non tramite un avvocato, ma da sé, il che rende automaticamente non valido il ricorso. Lui può chiedere quel che vuole, ma se non lo fa per via, diciamo così, legale, giudiziaria, sono chiacchiere che non contano niente. Non ci sono solo questioni formali a rendere la richiesta di Fusaro irricevibile. Condannato a 30 anni, pena che quindi, se applicata interamente, terminerebbe di scontare nel 2037, il falegname bassanese si è sempre rifiutato di fare i nomi dei suoi complici. Il discorso di non aver mai dato nessun elemento che potesse portare ai materiali esecutori del delitto è una colpa molto grossa, insomma, no? E poi il suo legale avrebbe fatto una richiesta appunto di scarcerazione anticipata, di sottrazione di qualche anno di carcere, come messa anche alla prova, ci sono diversi sistemi, ma quantomeno c'era una motivazione, insomma, così resta quello che è. E questo è un tema, una vicenda, insomma, che torna a galla dopo tanti anni e tanta tristezza, però c'è questa nuova notizia di attualità che abbiamo appena sentito, questa richiesta di scarcerazione. Adesso parliamo di lavoro, di occupazione, di lavoratori anche in difficoltà, parliamo della crisi della Safilo. I sindacati attendono un coordinamento il prossimo 10 novembre, poi nuove azioni di mobilitazione. Sentiamo un po' cosa sta succedendo in queste ore. Safilo cresce nelle vendite nel terzo trimestre 2022, questo uno dei dati esaminati nei giorni scorsi dal Consiglio di amministrazione dell'azienda, un elemento che, a detta dei sindacati, va in controtendenza rispetto alle scelte di estendere la cassa integrazione a 2 giorni la settimana. Quando dicevo discrepanza mi riferivo al fatturato, alle vendite
che l'amministratore delegato ha dichiarato quest'oggi essere salite a 831 milioni, quindi notizie positive, e la discrepanza è nel fatto che in realtà, io mi riferisco a Padova, che è lo stabilimento che seguo direttamente, l'utilizzo della cassa integrazione è aumentato, quindi sembra quasi che questi, permettetemi la forzatura, questi risultati positivi sembrano essere un po' sulle spalle dei lavoratori. La crisi Safilo ha colpito anche lo stabilimento padovano dell'azienda, con il calo delle commesse che ha portato 250 lavoratori alla cassa integrazione. Per il prossimo 10 di novembre è previsto un coordinamento dei sindacati e della RSU dei 3 stabilimenti di Longarone, Padova e Santa Maria di Sala per decidere eventuali azioni. La speranza è che l'azienda non estenda ancora la cassa integrazione fino ad arrivare a 3 giorni alla settimana. Ad oggi, almeno per quanto riguarda Padova, siamo a 2 giorni a settimana. È un mercato molto volatile, molto variabile, spero proprio che non si arrivi al 3° giorno, insomma sarebbe una cosa grave perché abbiamo già avuto più cassa di quella che avevamo fatto l'anno scorso. 13:22, guardo sempre l'orologio prima di rientrare da voi, prima di entrare in diretta. 13:22, ancora 8 minuti da trascorrere insieme con Focus e andiamo a Vicenza, i nostri colleghi che insomma ogni giorno girano per i quartieri della città per vedere qual è la situazione. In questo servizio andiamo in Corso Santi Felice e Fortunato, dove i residenti si lamentano per spaccio e degrado e chiedono maggiori controlli delle forze dell'ordine, insomma un appello anche all'amministrazione in un certo senso. Le problematiche sono diverse, sono una situazione di spaccio anche in pieno giorno e anche luoghi dove si assiste proprio a persone che si drogano all'aria aperta e non manca assolutamente un presidio da parte delle forze dell'ordine. Questo ovviamente genera un quartiere dove è difficile anche passeggiare tranquillamente. Inoltre in diversi punti diciamo che viene usato un po' come un bagno a cielo aperto. Vedo i ragazzi che spacciano, c'è uno in bicicletta che arriva di colore e hanno l'appuntamento e incominciano lunedì, perché lunedì è la giornata dello spaccio. Io che ho 3 garage fronte strada, naturalmente le auto quando passano posteggiano lì. Da via dei Mille a via Nino Bixio, da via Rattazzi a via Torino, zona interna al quartiere che si snoda attorno a Corso Santi Felice e Fortunato. È da qui che parte la richiesta dei residenti di un maggior presidio delle forze dell'ordine. Il discorso è che queste persone sono impunite e l'insicurezza c'è. Poi adesso che è inverno viene buio presto, è veramente un problema rientrare e uscire di casa. Come si risolve il problema? Qual è il nocciolo per risolverlo? Qui ci vogliono maggiori controlli, ci vuole interventi che ci sono stati in parte su alcune attività pubbliche che sono evidentemente un ricettacolo di persone che non vanno bene, ma anche l'amministrazione comunale deve valorizzare e portare a termine le opere che ci sono. Vi ho già detto prima, ma lo ripetiamo perché insomma sono dati interessanti e anche allarmanti da un certo punto di vista, il fatto che questo ottobre sia stato il mese più caldo dal 1800 nel nord Italia, con una temperatura sopra la media di 3,18 gradi. Certo, insomma, da un lato bene così, non dobbiamo accendere il riscaldamento troppo presto, però è anche vero insomma, che qualche motivo di allarme c'è in un dato così particolare. Andiamo adesso a San Donà di Piave per il progetto Musica in Corsia, anche all'ospedale di San Donà, quindi per la prima volta musica dal vivo appositamente selezionata e a misura di paziente. Vediamo cos'è. Da Giacomo Puccini a George Gershwin, le note di arie e canzoni si diffondono per gli ambienti dell'ospedale di San Donà di Piave, portando per la prima volta della musica dal vivo appositamente selezionata per essere a misura di paziente. È la 25esima edizione del progetto Musica in Corsia, che, coordinata dal direttore artistico Alberto De Piero, è stata dedicata all'autore Domenico Stellini, scomparso 2 anni fa. Questo progetto è stato scritto 25 anni fa, la cui finalità è quella di puntare all'umanizzazione del paziente e quindi alla crescita umana del paziente e della salute nel decorso della degenza. Ricorre quest'anno il 25esimo anno di questo progetto. Noi, in collaborazione anche con la Regione Veneto, l'assessorato alla sanità,
abbiamo deciso di festeggiare questo anniversario organizzando un ciclo di concerti in tutti gli ospedali della Regione Veneto. Per oltre un'ora le note al pianoforte di Romilda Beraldo e le voci del tenore Dario Magnabosco e del soprano Anna Consolaro si sono guadagnate gli applausi del personale dell'ospedale e di qualche degente. È un momento sì per portare un po' di musica e quindi di arte all'interno di una struttura dove i sanitari hanno la loro arte, che è quella della medicina, ma crediamo che per i pazienti e anche per gli operatori anche la musica possa essere un momento, diciamo, che può dare sollievo e in qualche modo anche un momento di spensieratezza in un contesto dove normalmente si viene per curarsi. Bene, bella iniziativa, tutto ciò che è arte ovviamente incontra il favore dei cittadini e insomma, una delle notizie del giorno è la visita del Ministro della Giustizia Carlo Nordio al Tribunale di Venezia con tante dichiarazioni che ha fatto durante e dopo questa visita, c'è quindi molta attenzione nei confronti di questo tribunale, molta ce ne sarà in futuro e troverete tutto nei nostri telegiornali. Nell'Alta Padovana invece ormai è conto alla rovescia per l'inaugurazione del nuovo ponte sul fiume Brenta lungo la Valsugana, parliamo di Curtarolo come località e il consigliere regionale Luciano Sandonà parla di tempi rispettati, vediamo. 5 mesi fa l'esplosione del Ponte Vecchio, fatto brillare da 800 microcarichi con un'operazione spettacolare rispettosa dell'ambiente. Entro la metà di dicembre l'inaugurazione. È corso contro il tempo per rispettare il cronoprogramma e inaugurare nei 12 mesi previsti il nuovo ponte sul Brenta a Curtarolo lungo la strada Valsugana. Entro metà dicembre inaugureremo il ponte di Curtarolo, un'opera costata 4 milioni di euro, frutto della collaborazione fra Regione Veneto e provincia di Padova e sono arrivati a lavorare fino a 50 persone nel ponte, quindi si è proceduto speditamente con i lavori e credo che questo sia un contributo fondamentale a quello che è il sistema viabilistico del Padovano e quello che è tutto il sistema del lavoro, del collegamento nella nostra provincia di Padova. Un'opera fondamentale in un territorio tra i più ricchi di attività produttive di tutto il Veneto. A dicembre cambierà la viabilità. Il ponte usato in questi mesi resterà con funzioni ciclopedonali. Tutti i veicoli transiteranno invece sul nuovo manufatto. Ora nel Vicentino Castelgomberto dove 45.000 euro sono stati spesi per potenziare gli impianti sportivi. Bella notizia. Impianti sportivi di Castelgomberto rimessi a nuovo in vista della ripresa delle stagioni agonistiche e dell'intensificazione degli allenamenti. 45.000 euro che il Comune ha investito nello sport per lavori che hanno riguardato gli spogliatoi di calcio e le nuove attrezzature per la tensostruttura. Investiamo anche per riqualificare le strutture obsolete. Ad esempio alle mie spalle c'è lo spogliatoio del Calcio Lux che è fermo da 30 anni, era ormai diventato angusto e brutto per ospitare i nostri ragazzi, quindi ci abbiamo messo mano. Abbiamo rifatto le pareti, abbiamo rifatto il pavimento, la parte idraulica e la parte del riscaldamento, cioè l'abbiamo quasi rifatto totalmente, anche sistemato i serramenti. Eseguita anche l'intonacatura esterna della struttura per dare decoro ad un edificio utilizzato e ben visibile a tutti, ospiti e non. Interventi che sono stati eseguiti anche nella vicina tensostruttura, con la messa in sicurezza della parte perimetrica dell'area di gioco, posizionando le protezioni agli archi metallici della struttura. Tavoli per i giudici, nuove panche e una rete di contenimento che va a proteggere l'intelaiatura della struttura. Sono stati posizionati anche i tunnel d'ingresso che proteggeranno dalle intemperie e una rampa per disabili. E alle 13.30 ci salutiamo, questo è lunedì 7 novembre, vede la fine di Focus, ma non certo la fine dei nostri programmi. Tutto il pomeriggio vi chiedo di rimanere con noi e poi nel tardo pomeriggio dalle 18.50 ci ritroviamo per i notiziari e quindi per tutte le informazioni relative alla giornata di oggi. Intanto buon pranzo, grazie di averci seguito e ci vediamo più tardi.